Sono riusciti a penetrare attraverso la recinzione che dall'azienda porta alla nostra casa e neutralizzare l'impianto di videosorveglianza e anti-intrusione, e poi sono riusciti attraverso lo scasso di un serramento antisfondamento ad entrare in casa. Sì, nonostante un impianto di allarme, la videosorveglianza è l'ultimissima generazione, le vetrate antisfondamento presenti su tutta l'abitazione, i malviventi hanno agito a colpo sicuro, come ci racconta la vittima dell'ennesimo assalto in villa, l'imprenditore Andrea Castaldello, titolare della Villier Triestina, azienda leader nella costruzione di bici da corsa, che vive con la famiglia in via Fratelvenza, Rossano Veneto. Hanno approfittato della loro assenza mentre si trovavano in chiesa per le liturgie pasquali, agendo tra le 21 e le 22. Una volta dentro, i ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze, hanno arraffato preziosi orologi per un valore di decine di migliaia di euro. Erano sicuramente più persone, qualcuno era sicuramente all'esterno a fare da piantone, quindi una banda benissimo organizzata e che sapeva fare bene il proprio mestiere. Volevano trovare cose molto facili da monetizzare, hanno poi anche portato via le videoregistrazioni delle telecamere, quindi conoscevano anche molto bene, anche a livello elettrico e elettronico, cosa sono le attrezzature all'interno della casa, sia a livello di sorveglianza e anti-intrusione. Il furto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori. Siamo in attesa adesso di entrare in contatto con la polizia locale qui di Rossano per capire se c'è qualche immagine lungo la strada che può aiutare magari le indagini e capire eventualmente chi o quali macchine magari con targhe rubate possano essere state avvistate in quelle ore. È palpabile il rammarico della vittima di questo colpo. C'è da dire che è difficile poi andarli a pescare anche dopo il reato commesso, per il fatto che magari sono anche molto distanti da qui, magari prendono l'autostrada con macchine rubate, è molto difficile trovarli, e poi anche da dire che nel momento in cui si trovano non è così facile anche che rimangano all'interno delle nostre case penitenziarie.